Benvenuti alla Hogwarts Cooking School. In questo filmato intendo presentarvi il talento della casa Tasso Rosso. La nostra sala comune non si trova per caso vicino alle cucine, infatti noi abbiamo ereditato il talento culinario della nostra fondatrice, Tosca Tasso Rosso. In questo filmato vi presenterò la prima ricetta, il tasso tiramisù. Per cominciare, gli ingredienti che ci servono per il nostro tasso tiramisù. Allora, i savoiardi, il mascarpone, questa è una confezione da 500, ma noi useremo circa 300 grammi, lo zucchero, e ne useremo circa 5 cucchiai, 3 uova, caffè e marsala. Per prima cosa dividiamo il tuorlo dall'albume. Ora aggiungiamo 5 cucchiai di zucchero e mescoliamo. Dopo aver formato una cremina con i tuorli e lo zucchero, aggiungiamo il mascarpone. A questo punto dobbiamo mischiare tutto quanto e fare in modo che nell'impasto non restino più grumi. Quindi mescolare un po' energicamente. Dopo aver montato gli albumi con una frusta, andiamo ad aggiungerli al resto del composto. D'ora in poi mescolare solo dal basso verso l'alto. A questo punto la nostra crema è pronta e passiamo ai biscotti. Prendiamo i savoiardi, li intingiamo nel caffè, giriamo nel marsala e li sistemiamo nella teglia. Finito il primo strato, li ricopriamo con la crema. Dopo aver realizzato anche il secondo strato, abbiamo il risultato finale. Questo però è un semplice tiramisù. Per avere un tasso tiramisù abbiamo bisogno di una tasso magia. Ecco il tasso tiramisù. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e ora me lo vado